Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere il nord Italia è tutto viola, quindi guardate questa immagine, questo l'ho fatta proprio adesso, questa foto ragazzi, come potete vedere ragazzi il nord è viola, quindi questo qui, diciamo tutto questo qui viola ragazzi è tutta neve, quindi che deve arrivare, questa è, diciamo è previsione per le 9, quindi ci mancano 22 minuti. Vedete come il nord è davvero avvolto da questo freddo, ragazzi. Cioè, ve lo voglio far vedere proprio bello chiaro chiaro, guardate. Questo qui sarebbe tutta neve, ragazzi, quindi guardate, tutto il nord Italia è coperto, diciamo, da questo colore viola che significa neve, quindi come potete vedere questa è la previsione per le ore eh, diciamo 9, quindi 22 minuti mancano. Quindi tutto il nord Italia, ragazzi, già adesso qualcuno mi ha scritto in Toscana, Giuseppe, già ci sta la neve dalle 5 di stamattina, quindi già in Toscana qualcuno ha detto Giuseppe ci sta la neve, quindi non mi meraviglio affatto. Ciao Umberto. Quindi diciamo ragazzi che fino in Toscana ci sarà la neve, quindi poi come vedete sul Lazio ci sta la pioggia, qui in effetti la pioggia, sull'Abruzzo qui un po' di diciamo di neve, quindi anche su diciamo sull'Abruzzo e Marche lì è, quindi diciamo anche lì ci sarà un po' di neve, comunque farà freddo dappertutto, poi diciamo sulla Corsica pure ci sta maltempo, qui come potete vedere, però le regioni diciamo dove sarà molto diciamo forte la neve, come si vede pure dall'immagine del satellite, saranno ragazzi come abbiamo detto ieri, quindi Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, diciamo massimo fino si spingerà nella Liguria, quindi come ieri avevamo detto, questa mo è diciamo e vedi qua, guardate dove state voi a nord, tutto bello viola, quindi tutto neve, come puoi guardare, guarda, compreso Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, tutto questo qui, questa è la proiezione delle 9, quindi fra 22 minuti più o meno. Quindi questo è in tempo reale, l'ho fatta sta foto, quindi l'ho scattata da poco fa. Mentre a sud, ragazzi, maltempo, diciamo sul Lazio e Firenze, sì, sì, in effetti, sì, Rosa, sì, hai visto, quello lì blu in effetti è tutta neve, quindi come avevamo detto a finale Friuli Venezia Giulia sicuramente non in pianura, ma sicuramente sopra sta facendo la neve, come Torino, Milano, Lombardia, quindi Piemonte, Val d'Aosta. Qualcuno mi ha scritto poco fa che in Toscana, però in alto forse sta facendo la neve, quindi mi aveva già scritto Giuseppe, qua sta facendo la neve da stamattina alle 5. Quindi ho fatto questa proiezione. Qui è maltempo, in effetti, come potete vedere, le nuvole qua su Napoli e Salerno e Reggio Calabria, quindi significa pioggia questa qui. Più forte ci sarà a Roma, dove vedete il verde e rosso, quindi ci sarà tipo un'allerta, va? Poi un'altra sarà sulla Corsica, la Sardegna sarà nuvoloso e pioverà, come abbiamo detto pure ieri, però diciamo la parte più pesante per le 9, cioè tra poco, è il nord. Vedete, questa qui è la proiezione delle ore 9, quindi fra pochissimo, e come potete vedere l'Etna è piena di neve, sì, sì, e là ci sta sempre comunque. Come potete vedere è pieno viola proprio, quindi viola significa neve, quindi sicuramente tra poco incomincerà pure lì, se non è incominciato già. Poi altrove, pure un po' sull'Abruzzo, quindi sull'Etna. Sull'Etna, vabbè, sull'Etna ci sta sempre a finale la neve. Quindi in tutta Italia farà freddo, partiamo da questo, mo, a parte che a sud non farà la neve, però farà freddo lo stesso, quindi non mi meraviglio se farà la neve ad esempio sull'Etna oppure in qualche provincia di Avellino, diciamo. Pure qui a Salerno, ad Avellino, nelle zone più interne, può fare tranquillamente la neve. Diciamo, queste sono zone dove fa freddo veramente, quindi Potenza, che sarebbe la tipo Basilicata, quindi anche in queste zone qua interne, dico,
farà la neve sicuro. Quindi sulla Sicilia, come potete vedere, porta maltempo, freddo e diciamo un po' di allerta gialla, quindi comunque non è quasi tutta coperta la Sicilia, come pure tutto il lato tirrenico. Si salva solo un pochino la Puglia e il lato Adriatico, quindi diciamo Bari, Taranto, Lecce si salva, ma poi tutta l'Italia dove sta la neve, dove sta la pioggia, dove ci sta qualche allerta tipo sul Lazio e sulla Sicilia, poi un po' sulla Corsica, ma al finale il freddo, freddo, freddo è su, quindi come vedete ci sta quella macchia proprio, come dico io, viola, la chiamo, la macchia viola, lì è freddo proprio, quindi sono le parti più fredde dell'Italia, come pure dove sta vicino Roma, quindi deve essere Abruzzo e Marche lì, ci starà sicuramente la neve pure lì, anche perché se vado a vedere, voglio vedere, meteo Abruzzo per Sfizio, allora meteo Abruzzo, e difatti in Abruzzo ragazzi adesso mi dà -2, quindi sicuramente starà facendo un po' di neve. In Piemonte invece sicuramente è 1 e porta neve in effetti, quindi precipitazioni nevose al 100%. Poi vediamo Lombardia. Lombardia uguale, -2 gradi, 2 gradi, quindi neve, rovesci nevosi, anche qui porta, diciamo così, in Friuli, Venezia Giulia credo che sarà lo stesso. Friuli, Friuli porta neve e pioggia, quindi significa che in alto sicuramente sta facendo la neve e più in pianura sta piovendo perché è divisa, in effetti porta neve e pioggia, metà e metà, quindi stanno a 2 gradi, massimo 4 gradi, e attualmente stanno a 1 grado, quindi poi mano a mano che sali sicuramente si abbassa la temperatura, quindi in pianura, forse dove stai tu a Vogatè, ci sta la pioggia, mentre se sali un po' più su diciamo, ci sta la neve. In Trentino secondo me qua staranno a -50 e difatti non mi sono sbagliato. Qui stanno a -7 ragazzi, sono andato quasi vicino, dai, io ho detto -50 io. Stanno a -7 e si avrà una massima di -2 se va bene. Stiamo a posto proprio qua. Quindi diciamo che è confermata, anzi peggiorato diciamo a come si era previsto ieri. Valle d'Aosta secondo me sarà uguale. No, no, stiamo meglio. 0 gradi, vabbè, stiamo là a finale, quindi sempre neve e pioggia, pure qua è divisa. Diciamo che per quelle là del nord stanno tutte intorno allo 0 o a meno. Poi vediamo Veneto. Secondo me Veneto è un po' più alto. Pure qua ad esempio ci sta nuvoloso e pioggia, 1 grado 5 gradi, quindi così così. In effetti sono quelle del nord proprio, quelle là a rischio proprio. Vediamo Liguria, cosa ci dice? Liguria piove. Piove, lievi rovesci di pioggia, quindi in Liguria già è come Salerno, dove sta il mare difficilmente farà la neve sempre. E poi ragazzi su tutta l'Italia come potete vedere c'è la pioggia in effetti, quindi il blu è pioggia, nuvolosità, il verde e l'arancione è pioggia molto forte, tipo come un'allerta arancione, allerta diciamo gialla, quindi il verde è pioggia molto forte, quindi diciamo che un po' tutta l'Italia ragazzi stiamo inguaiati oggi, a parte un po' che si salva, come ho detto io, il lato della Puglia qui, ma poi piove dappertutto e sopra fa la neve, quindi diciamo che tutta la giornata è confermata così, anche se domani dicono, perlomeno della previsione che ho visto, che sarà bel tempo, quindi è solo per oggi questo venerdì 13, tipo da film di paura qua. Quindi l'avvocato oggi è proprio venerdì 13, devo guardare un bel film di paura, quindi mi raccomando, a mezzanotte, film horror
la candela vicino allo specchio, come sempre. Quindi oggi è venerdì 13, è proprio il giorno, Jason, è proprio il giorno adatto per vedere film, venerdì 13, ah. Difficile che capita, però è capitato, venerdì 13, eh. Oggi è proprio una bella giornata. Anche qui, ragazzi, il tempo è così così, diciamo, scemo come dico io, quindi non piove, fa freddo, non ci sta il sole. Vabbè, è un casino a finale come righi. I Templari, no? Oggi è effettivo film, che ne so, Damien, no? La trilogia di Damien. The Omen, bravo, The Omen, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, quindi a voi la neve, a noi la pioggia, quindi ci siamo divisi un po' la cosa. Sì, sì, oggi, ieri stavo cercando la trilogia di Damien, The Omen. L'ho trovata pure su streaming, quindi oggi me la vedrò sicuramente. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, quindi rimane tutto così. Sì, sì, Angelo, difatti l'avevo detto, in Liguria nuvoloso, pioggia, quindi non farà la neve sicuramente da voi. Ho detto, è una città come noi del mare, difficilmente farà la neve. Però è ridicolo perché giusto un po' sopra di te ci sta proprio una nuvola di neve esagerata da Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, diciamo, poi il tratto è vicino, Liguria, Torino. Ci sono passato tante volte col camion, quindi la tratta è breve, però la temperatura cambia proprio parecchio proprio. Infatti già se sale a Torino già ci sta la neve. Mo abbiamo fatto tante volte tratta Torino-Liguria, Genova, è vicinissima in effetti se vai vedendo in linea d'aria. Però cambia la temperatura, è una cosa pazzesca. Infatti ragazzi, questa diciamo è tra 10 minuti il cielo sarà così, diciamo, a nord. Quindi come vedete arriva quasi fin in basso tranne che la Liguria. Per poco non la colpiva la Liguria. Però è così ragazzi. Invece a noi nuvolosità e pioggia. Buona giornata a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Quindi a dopo. Ciao Vagatella, ciao a tutti ragazzi e buona giornata.